Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo giovedì 5 dicembre insieme come sempre per raccontarvi i fatti principali della giornata dalle nostre redazioni in tutto il Veneto e poi come sempre spazio per approfondire alcune tematiche di grande attualità. Come detto partiamo con la cronaca, vi racconteremo di un'operazione dei Carabinieri di Treviso tra pochissimo, vi racconteremo anche degli aggiornamenti sulla vicenda sempre a Treviso di quell'uomo sfrattato che è stato trovato senza vita nel garage dell'abitazione proprio dalla quale era stato sfrattato, perché c'è un colpo di scena, in qualche modo così possiamo chiamarlo, e poi la notizia della busta con 3 proiettili recapitata all'avvocato di Filippo Turetta. Sentiremo proprio una dichiarazione del legale, ma anche sentiremo la vicinanza di Gino Cecchettin all'avvocato Caruso. Questo, tanto altro, ma iniziamo con l'operazione dei Carabinieri di Treviso in merito ad una serie di violente rapine a colpi con insomma i malviventi armati di mazze, di pale, insomma di armi ai danni di sale slot tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ci racconta tutto Cristian Arboit insieme al tenente colonnello Stefano Mazzanti. È stata letteralmente sgominata la banda che nell'estate scorsa ha colpito diverse sale e slot a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, nello specifico tra Marca Trevigiana e Udinese. Di fatto un comando senza scrupoli era entrato in azione in queste sale slot con picconi, pale, forconi, aveva minacciato non solo i titolari, i collaboratori dipendenti, ma anche i clienti. Scene da vero e proprio Far West. Da allora è scattata una denuncia e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri si sono subito mossi sulle tracce di questi delinquenti. 3 erano stati individuati già alla fine di luglio nella zona di Aurisina, quindi siamo nei pressi di Trieste. Il quarto componente, il più pericoloso, il capobanda, è stato individuato alla fine di novembre, il 30 novembre per la precisione, a Milano. Nei suoi confronti è stata emessa una misura di custodia cautelare in carcere. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante della radiomobile di Treviso. Tenente, insomma, un bel risultato. Sì, è stato un risultato che si è svolto, come ha detto lei, in due momenti. Il primo di iniziativa, nel senso che la prima attività investigativa ci aveva consentito di acquisire elementi che convergevano su un'autovettura. Questa autovettura è stata individuata e poi attraverso il sistema di videosorveglianza Targa System siamo riusciti a tracciarla, fin tanto che sono riusciti a poi intercettarla da Aurisina, dove appunto abbiamo preso i primi 3 membri del gruppo. Da lì l'analisi investigativa ci ha consentito di acquisire ulteriori elementi che hanno poi portato all'identificazione del quarto soggetto, che è stato arrestato la settimana scorsa a Milano. Tra l'altro era già sottoposto a un'altra misura per un altro procedimento, e quindi abbiamo assicurato anche l'ultimo componente alla giustizia. Parliamo di un 46enne rumeno, particolarmente noto alle forze dell'ordine, con un curriculum delinquenziale di un certo livello, e anche pericoloso a questo punto. Sì, sicuramente le modalità con cui hanno messo in pratica le 2 rapine sono modalità abbastanza violente. Come lei ha detto, hanno utilizzato forconi, mazze, pale, e anche con un'intenzione di acquisire pervicacemente il loro scopo, quello di appunto rubare i soldi. E questo è stato particolarmente importante, questi arresti, perché sicuramente vanno nella direzione di una rassicurazione sociale, no? Quando si riescono in così breve tempo ad assicurare alla giustizia i colpevoli, sicuramente anche nei confronti dell'opinione pubblica si acquisisce un certo grado di fiducia, perché comunque questi episodi contribuiscono a innalzare chiaramente la percezione dell'insicurezza.
Ecco, va detto che tutti e 4 i soggetti sono attualmente in carcere, questo va sottolineato. Sì, assolutamente. Il fermo nella prima circostanza era stato convalidato con la custodia in carcere, anche perché i soggetti si stavano allontanando dal territorio nazionale, sono stati presi proprio al confine con la Croazia. E il quarto soggetto, chiedo scusa, che è stato arrestato la settimana scorsa, è attualmente in carcere in attesa di interrogatorio. Con l'accusa, lo ricordiamo, di rapina aggravata in questi 2 locali, nella fattispecie a Silea, provincia di Treviso, e a Remanzacco in Friuli Venezia Giulia. Grazie comandante. Questo dunque l'esito delle indagini dei carabinieri relative proprio a queste rapine violente, rapine ai danni di Sales Lotte. E poi nel Vicentino arriva l'operazione che ha interessato molte province italiane, operazione della Polizia di Stato su un presunto gruppo neonazista, perquisizioni anche nel Vicentino. Ci sarebbe anche un giovane del Vicentino tra i coinvolti nell'operazione della Polizia di Stato, indagine coordinata dalla Procura di Bologna, compiuta su tutto il territorio nazionale nei confronti di un gruppo suprematista e neonazista chiamato Wereful Division. Blitz degli agenti che hanno eseguito 12 misure cautelari in carcere e diverse perquisizioni in città di tutta Italia. Secondo gli investigatori si trattava di una cellula organizzata in grado di organizzare atti eversivi anche con tecniche usate dai cosiddetti lupi solitari. Tra le presunte intenzioni, secondo le ipotesi degli inquirenti, ci sarebbero stati anche piani rivolti contro personalità di alto profilo, tra cui la premier Giorgia Meloni e un economista del World Economic Forum. Avrebbero lasciato danni per oltre 20.000 euro gli occupanti abusivi del B&B di Ponte Vigo d'Arzere, che hanno lasciato la struttura dopo il caso mediatico esploso nei giorni scorsi. La stima è stata fatta dal proprietario del B&B, ma a questo si deve aggiungere anche il ripristino delle forniture e i conti delle utenze utilizzate attraverso gli allacciamenti abusivi nel mese e mezzo di permanenza all'interno dell'appartamento che era stato affittato lo scorso 16 ottobre. La famiglia Sinti, che martedì pomeriggio ha lasciato il B&B dopo la mediazione dei carabinieri, intanto è stata avvista ieri a Cadoneghe e la notizia ha creato il panico, ma sembra stessero raggiungendo alcuni conoscenti. A Sant'Elena, nella bassa padovana, 5 persone sono rimaste intossicate dalla stufa a pellet. La famiglia è stata salvata dalla mamma che si è svegliata in tempo e ha allertato marito e figlie. Ci sarebbe un malfunzionamento della stufa a pellet all'origine dell'intossicazione da monossido di carbonio di una famiglia marocchina residente nel comune di Sant'Elena. L'allarme è scattato in piena notte quando la mamma si è alzata per bere dell'acqua e si è accorta che l'aria era irrespirabile. La donna ha svegliato subito il marito e i 4 figli, salvando così la vita all'intera famiglia. Il padre e il figlio maggiore sono stati curati all'ospedale di Schiavonia e sottoposti ad ossigenoterapia e dimessi. Altri 2 figli invece sono stati ricoverati nella camera iperbarica della pediatria di Padova. Il quarto figlio, quello in condizioni meno gravi, è stato curato sempre a Schiavonia in pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito, la stufa a pellet non era stata installata correttamente, i fumi sarebbero entrati nell'abitazione saturando l'aria. Dopo la sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta sono state inviate minacce al suo legale. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentini insieme a Cristian Roccaiende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, erano intorno alle 14 circa ieri pomeriggio quando 3 proiettili avvolti in alcuni fogli bianchi all'interno di una busta bianca regolarmente affrancata sono stati recapitati nello studio legale dell'avvocato Giovanni Caruso nel quartiere Arcella qui a Padova. È stato proprio l'avvocato legale di Filippo Turetta ad aprire la busta e a trovare i 3 proiettili avvolti da questi fogli senza alcune scritte. È stato poi lo stesso avvocato ad allertare la questura di Padova. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Digos, della squadra mobile e anche della scientifica, che ovviamente hanno repertato tutto il materiale nella speranza che ci possano essere delle tracce che possano portare quanto prima all'identificazione dell'autore di queste pesanti minacce che sono arrivate nel giorno in cui l'assistito di Giovanni Caruso, dell'avvocato Giovanni Caruso, ovvero Filippo Turetta, scontava il suo primo giorno di carcere da
Ergastolano. Ma sentiamo cosa ci ha detto, perché siamo riusciti a parlare al telefono con l'avvocato Caruso questa mattina. Sentite cosa ci ha detto. Ho ricevuto attestati di vicinanza, condivisione e solidarietà da moltissimi, da molti colleghi, da istituzioni, e non posso ovviamente che compiacermi ed essere particolarmente grato a tutti per questo. Mi limito semplicemente ad auspicare che i toni si possano abbassare, si possano misurare, ecco, le parole, perché è un momento, una situazione particolarmente faticosa. Non sminuiscono la vicenda, ma cercano di abbassare i toni. Le parole dell'avvocato Caruso dopo le minacce ricevute. È stato lo stesso legale ieri pomeriggio ad intercettare ed aprire la busta bianca con i 3 proiettili recapitata all'indirizzo del suo studio in zona Arcella a Padova. Anche Gino Cecchettini in un post ha espresso vicinanza a Caruso e ha condannato ogni forma di intimidazione e violenza. La giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità. Atti come questo non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare la serietà del lavoro che stiamo portando avanti con la fondazione dedicata a Giulia, ha spiegato Gino Cecchettin. Ritengo che sia il modo migliore di far decantare una situazione così difficile, quello di essere tutti consapevoli che ognuno ha il proprio ruolo e che questo ruolo va rispettato fino in fondo. Ecco, questo ovviamente in un paese civile. Ho ricevuto ovviamente anche l'attestato di solidarietà, questo ci tengo a sottolinearlo, da parte dei colleghi delle parti civili, delle vittime, quindi la cosa mi ha particolarmente confortato e fa seguito, vorrei sottolineare, anche a quell'occasione di distensione, a quel gesto di distensione che ho avuto personalmente con i familiari di Giulia Cecchettin nel corso dell'udienza del 3 dicembre. Nel frattempo l'attenzione è alta ed è stata disposta una misura di vigilanza per l'avvocato Caruso, decisa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato nelle scorse ore in prefettura a Padova. Il servizio di vigilanza è organizzato in 3 aree: l'abitazione del legale, il suo studio e l'istituto dell'Università di Padova, dove Caruso è professore ordinario di diritto penale. E ovviamente la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta, avete sentito, ne è stata disposta la vigilanza per l'avvocato Giovanni Caruso, ma da molti mesi è sotto sorveglianza anche la famiglia di Filippo Turetta, che vive nel comune di Torreglia. Questo perché non sono mai mancati in questo ultimo anno numerose minacce e insulti che sono cresciuti soprattutto quest'estate, dopo che a luglio è stata resa pubblica le immagini e il colloquio integrale avvenuto tra Filippo Turetta e i genitori, e in questo caso proprio le minacce e l'odio nei loro confronti è cresciuto, tant'è che è stato necessario e disposto dai carabinieri un servizio di sorveglianza attorno all'abitazione quotidiano, dopo che erano stati avvistati anche dei movimenti sospetti. Sempre su indicazione delle forze dell'ordine, la famiglia Turetta si è anche attrezzata con un sistema di videosorveglianza e ormai dal novembre del 2023 vive barricata in casa a Torreglia. Le uniche uscite sono veramente rarissime e alcune sono state proprio per andare a trovare in carcere a Montorio il figlio Filippo Turetta, che dal 3 dicembre è stato condannato all'ergastolo per l'assassinio di Giulia Cecchettin. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin, grazie ad Andrea Benetti per il supporto tecnico. Questi gli aggiornamenti. Ieri tra l'altro Gino Cecchettin ha incontrato a Roma il ministro Valditara, tra pochissimo vi faremo vedere proprio quelle immagini, ma ve lo avevo anticipato in apertura della svolta nella vicenda, nel dramma di Marco Magrin, morto sabato scorso nel garage in via Castagnole a Treviso di un'abitazione da cui era stato sfrattato. Emergerebbe che la
appartamento sarebbe di proprietà di un attivista del centro sociale Django. Cristian Arboit circa mezz'ora fa ha raggiunto su questa vicenda il sindaco Mario Conte. Sentiamo che cosa ha detto il primo cittadino di Treviso e poi ci colleghiamo proprio con Cristian Arboit che ha raggiunto il legale di questo attivista. Sentiamo intanto le parole del sindaco Conte. La svolta di per sé è clamorosa, appartiene a un attivista del centro sociale Django dei Caminantes, all'appartamento dal quale era stato sfrattato Marco Magrin, l'uomo morto probabilmente a causa del freddo nei giorni scorsi in un garage del condominio di via Castagnole a Treviso, dove appunto c'era questo appartamento. Una svolta per l'appunto clamorosa perché appunto l'immobile appartiene a questo attivista che tra l'altro la scorsa settimana aveva protestato proprio per l'emergenza abitativa in Consiglio Comunale, interrompendo l'assemblea. Qui con me il sindaco di Treviso Mario Conte per commentare a caldo questa vicenda che per appunto ha dei risvolti clamorosi. Sindaco. Sì, innanzitutto è giusto ricordare che purtroppo stiamo parlando di una persona che non c'è più, nel senso che nel degrado soprattutto sociale questa persona è venuta a mancare. I risvolti di queste ultime ore sono clamorosi, nel senso che è proprio uno di quegli attivisti che è venuto qui in municipio a protestare, che si è fatto paladino della giustizia degli sfrattati in via Pisa, che ha sospeso l'attività del Consiglio Comunale a Palazzo di Trecento proprio sul tema della casa e degli sfratti, mentre protesta per garantire la casa a tutti, in quel frangente sostituisce le serrature di casa e sfratta questa persona facendola finire in un garage con il finale che ahimè tutti conosciamo. Una situazione davvero che intanto deve far riflettere tutti anche sul ruolo sociale che le associazioni hanno e le istituzioni hanno. Una persona che non era nemmeno iscritta al registro anagrafico del Comune di Treviso, una persona che non era mai stata messa in contatto con gli assistenti sociali del Comune di Treviso, e poi leggere oggi che il proprietario di casa dichiara di non sapere che questa persona viveva nel suo garage, francamente mi sembra un grande atto di irresponsabilità e anche una mezza bugia. Io spero che venga fatta chiarezza nel rispetto del lavoro di tutti e soprattutto nel rispetto della vittima, che nonostante avesse qualche problema è una persona e va rispettata, e coloro che fanno i paladini dei diritti dovrebbero prima guardarsi dentro, prima di andare a professare e a dare lezioni di moralità alle istituzioni, perché dopo quello che è successo non che ce ne fosse bisogno, ma la credibilità di Caminantes e Django è stata completamente distrutta. Noi ovviamente siamo in attesa di avere la versione anche dell'attivista di Andrea Berta, stiamo tentando appunto di contattarlo. A quanto pare Berta aveva ereditato questo immobile dalla zia qualche anno fa, all'interno di questo immobile c'era per l'appunto il Magrin con la compagna, ma appunto nel corso della giornata cercheremo di avere ulteriori dettagli. Sindaco. No, se posso aggiungere, è una vicenda che però deve essere approfondita, nel senso che ci sono tanti aspetti da chiarire anche da un punto di vista del rispetto della norma, sia da un punto di vista della presenza di queste persone all'interno dell'appartamento, sia da un punto di vista dello sfratto, sia da un punto di vista della responsabilità del proprietario che, pur sapendo della presenza di questa persona nel garage, non ha provveduto ad avvisare nessuno. Voi farete delle verifiche, mi pare di capire, attraverso la polizia locale? Credo che ci siano anche i parametri e le condizioni per un esposto e dopo qualcuno farà chiarezza su questa vicenda. Grazie Sindaco Mario Conte. E allora, come aveva annunciato Cristian, sentiamo l'altra parte, sentiamo Antonella Tocchetto, legale di Andrea Berta, per capire meglio i contorni di questa vicenda. Buongiorno Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto e buongiorno all'avvocato Antonella Tocchetto.
Buongiorno Francesca, siamo in diretta dallo studio dell'avvocato Antonella Tocchetto, che è il legale di Andrea Berta. Con lei stiamo tentando di ricostruire quello che è successo negli ultimi mesi. Avvocato Tocchetto, com'è nata tutta questa vicenda? A un certo punto lei è stata contattata da Berta per un aiuto. Sì, allora Andrea Berta, che è uno che conosco molto bene, mi ha contattato ancora in aprile per dire che aveva ereditato questa casa e che c'erano delle persone che erano dentro perché la zia che aveva lasciato l'eredità consentiva loro di stare dentro per, come dire, con un'occupazione senza titolo. E in quel momento là, con Berta, che aveva tutte le intenzioni, come con me, di non fare alcuna azione legale, ma di trovare una soluzione, perché poi Berta ovviamente si era trovato a pagare le spese condominiali e le utenze perché questi signori non lavoravano, abbiamo attivato una procedura per aiutarli. Non era il comune di Treviso, perché non erano residenti a Treviso, ma era l'ULSS 7 di Bassano, che mi disse che appunto per quello che riguardava la compagna la seguivano, per cui con la compagna siamo riusciti a trovare la soluzione ancora più o meno a giugno, dove la compagna è stata trasferita in una comunità perché aveva anche dei problemi di salute. Questo a giugno di quest'anno, sostanzialmente lei viene contattata da Berta in aprile, Berta le dice troviamo una soluzione bonaria, non voglio nessun tipo di atto di forza nei confronti di questi due inquilini. Certo. Lei trova una soluzione, qui c'è un carteggio sostanzialmente, ce l'ha mostrato, con i servizi sociali dell'ULSS 7 di Bassano, i quali dicono sì, per quello che riguarda la signora troviamo una soluzione perché è già seguita da noi, ed infatti attorno a giugno trovano una soluzione abitativa per la signora dalle parti, penso, di Bassano o comunque in una comunità, perché la signora aveva dei problemi di salute. E nell'appartamento di via Castagnole a Treviso resta appunto Magrin da solo. Però con Berta ci assicuriamo che Magrin possa trovare una soluzione anche lui, e Magrin più volte, rivolgendosi a Berta, dice: guarda, ho un lavoro a breve e quindi troverò anche una soluzione abitativa. Tanto per quello che mi riguarda la questione era chiusa qua, tanto è vero che qualche tempo fa sentii Berta e lui mi disse: guarda, sicuramente lui se ne va in settimana e quindi risolviamo anche la questione, poi troverò una soluzione per pagare le utenze che ovviamente erano rimaste a carico di Berta, perché loro non avevano non erano i detentori delle utenze. E poi mi assicurò dopo qualche settimana che il signore se n'era andato via perché lui era entrato in casa e non c'era più nessuno, per cui per me la cosa era finita qua. Più o meno. Diciamo, questo luglio, agosto più o meno? Sì, tra agosto e settembre mi chiamò dicendo: guarda, se ne sta andando, e dopo qualche tempo, adesso non ricordo, ma insomma nel giro di qualche settimana mi disse se n'è andato, quindi adesso, diciamo così, la situazione si è risolta. Per cui per me, al di là della posizione della signora che avevo seguito io personalmente e che avevamo concluso, anche per quello che riguardava il signor Magrin, poveretto, diciamo così, la cosa si stava risolvendo perché lui avrebbe trovato una soluzione abitativa, il Magrin, da solo nel giro di poco tempo. Quindi il Berta non ha cambiato serrature, o perlomeno che lei sappia, le ha riferito questo? Assolutamente, e anzi ad onor del vero devo dire che Berta ha sempre insistito affinché ci fosse una soluzione bonaria, che avevamo di fatto trovato, perché nel momento in cui il Magrin dice sì, posso andarmene via, ho trovato un lavoro e quindi sono in grado di trovarmi una stanza, per me la cosa era finita qui. Infatti io poi con Berta non ho più parlato a parte agosto-settembre, perché per me la cosa si era assolutamente risolta, tanto è vero che quando io ho visto la notizia sui giornali sono proprio caduta dalle nuvole. Ma dopo il ritrovamento del cadavere, lei ha capito, insomma, ha collegato le cose, ha detto: ma questo è uno dei casi che ho seguito, ha tentato, ha contattato il Berta, sì, le ha detto qualcosa? Devo dire che gli ho mandato un messaggio, ma lui non mi ha risposto, ma immagino che anche lui in questo momento qua stia molto soffrendo e sia un po' travolto dalla situazione, me ne rendo conto. Io né Berta né ovviamente io non possiamo che dire che avevamo trovato le soluzioni migliori
per trovare, come dire, un'abitazione ad entrambi. Poi non siamo riusciti a trovarla per tutta la coppia, però almeno per lei l'avevamo trovata. Lui eravamo certi che poteva arrangiarsi. Ecco, queste due persone, uomo e donna, questa coppia, era all'interno dell'appartamento abusivamente, sostanzialmente, o comunque sulla base di un accordo con la zia poi defunta, ma non erano noti né alla polizia locale né al comune di Treviso, non si erano, diciamo così, appalesati. Certo, allora non erano residenti, non erano sostanzialmente abusivi, nel senso che la signora aveva consentito loro di stare dentro senza pagare un affitto, e quindi non c'erano affitti in nero, parliamoci molto chiaramente. Infatti, noi non abbiamo fatto alcuna lezione legale per mandarli via, perché era volontà di Berta di trovare una soluzione accomodante, e quindi dovevamo solo, come dire, cercare di aiutarli ad uscire, ed è quello che ha fatto anche Berta, per cui penso che anche lui stia soffrendo molto di questa situazione. Le chiedo, avvocato, un'ultimissima cosa. Il garage, la pertinenza del garage è di proprietà del Berta, che lei sa? Che sappia io no, Berta era proprietario per eredità di questo immobile che gli aveva lasciato questa zia, per cui sul garage no, sono certa di questo. A questo punto bisognerebbe capire da Berta che cosa è successo nel frangente tra agosto e ottobre-novembre sostanzialmente. Questo lei non lo sa, certo, perché pensava che tutto fosse chiuso. No, io non so assolutamente, perché per me la vicenda si era veramente conclusa prima diciamo così, a settembre, quindi prima dell'autunno. Ecco, per me la cosa era chiusa lì ed era tutto tranquillo, tanto è vero che non ho più avuto neanche telefonate da Berta dicendo guarda, devo ancora risolverla, ma anzi per me era chiusa la vicenda. Perché avesse cambiato le serrature, perché questo è un elemento che potrebbe avere un suo peso specifico, in questa storia, o no? Di questo non so nulla, ma io assolutamente, mi pare strano che Berta abbia chiamato le serrature, e comunque io gli avevo sempre suggerito di essere molto tranquillo, che tra l'altro se ne sarebbe andato via, insomma. Cioè abbiamo vissuto questa vicenda con grande aiuto. Ecco, devo spezzare una lancia anche nei confronti degli assistenti sociali, nel senso che Treviso mi ha detto non è a carico nostro, ma troviamo una via per aiutarla, e mi hanno dato i servizi sociali di Treviso la via dell'ULS 7 di questa dottoressa Zaborra, quindi ho trovato collaborazione da parte di entrambi gli assistenti sociali, questo voglio essere molto chiara. È comunque un caso che sta facendo molto discutere questo, la città. Immagino un uomo che muore di freddo in una città, diciamo così, ricca come Treviso, dispiace a tutti, e dispiace soprattutto per le modalità. Indubbiamente. Io non le chiedo un commento politico, perché appunto in questo caso lei è legale, quindi posso solo dire, Francesca, che proprio in questo momento mi è arrivato un messaggio da Gaia Righetto, la conoscete tutti, che è rappresentante del Django, e manderanno un comunicato nel corso della giornata. Insomma, si è aperto un vero e proprio fronte, staremo a vedere. Grazie infinita ad Antonella Tocchetto. Per il momento è tutto da Treviso, ringrazio per la parte tecnica Nicoletta Rizzetto e Michele Zanetti. A te la linea, Francesca. Grazie Cristian, e grazie all'avvocato Tocchetto. Poi vedremo insomma anche nel corso della giornata ulteriori scenari, ulteriori aggiornamenti anche alla luce di questo messaggio annunciato da Django, questo comunicato che dovrebbe arrivare nel corso della mattinata sulla vicenda. Vi abbiamo raccontato con Valentina Visentin, torniamo al femminicidio di Giulia Cecchettin, alla sentenza dell'ergastolo per Filippo Turetta, le minacce che sono arrivate all'avvocato, al legale di Turetta, con la solidarietà da parte di Gino Cecchettin, che ieri a Roma ha incontrato il ministro all'istruzione Valditara. È stato stilato un protocollo per la lotta alla violenza di genere a partire dall'educazione dei giovani nelle scuole, insegnando la cultura del rispetto. Abbiamo un obiettivo comune, che è quello di combattere la violenza contro le donne. E da questo punto di vista ci interessa lavorare concretamente, seriamente. Il tema è troppo importante perché possa essere oggetto di strumentalizzazioni di qualsiasi genere.
Il giorno dopo la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta, l'incontro a Roma tra il papà di Giulia, Gino Cecchettin, ed il ministro Giuseppe Valditara, un faccia a faccia di circa un'ora per unire le forze e lavorare insieme per combattere la violenza di genere. Un obiettivo importante che silenzia la polemica scoppiata il giorno della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, quando il ministro all'istruzione aveva accostato i femminicidi all'immigrazione. Ora è il momento di mettersi al lavoro per individuare le azioni comuni. Papà Gino ringrazia Valditara per l'opportunità e perché ha diffuso nelle scuole l'orazione funebre che aveva scritto per l'addio a Giulia. Oggi ci siamo trovati per parlare di un problema sociale esistente, dai femminicidi alla violenza delle donne e al rispetto reciproco tra i sessi. Lavoreremo su questo, abbiamo stilato un protocollo, un'agenda da portare avanti e assieme alla Fondazione Giulia e al Ministero inizieremo a lavorare su questi punti per portarli poi tra i giovani e in tutte le scuole. Un protocollo che prevede tutta una serie di azioni rivolte in particolare ai giovani ma anche agli insegnanti all'interno del percorso di educazione civica. Che prevede per la prima volta l'educazione al rispetto e l'educazione al rispetto nei confronti delle donne, la raccolta di buone pratiche perché possano essere di ausilio anche all'interno delle scuole, l'utilizzo del peer tutoring e quindi delle testimonianze dei giovani che li veda anche protagonisti, incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati raggiunti, perché è importante anche capire come questo percorso potrà essere migliorato nel suo divenire. È una vera e propria escalation di furti quella che si sta registrando nell'area bassanese, presa di mira in particolare abitazioni e soprattutto nella fascia oraria del tardo pomeriggio. Nel mirino della malavita numerosi comuni e chiaramente l'allarme cresce. A 9 ancora razzie, intercettata l'auto dei ladri che però sono riusciti a fuggire. Non accenna a placarsi l'ondata di furti che si sta registrando da settimane ormai nell'intero comprensorio bassanese. Ci sono dei territori che sono particolarmente presi di mira dalla malavita, stiamo parlando di Tezze sul Brenta ma anche di Pozzoleone, di Romano Dezzelino, di Nove. Ci sono continue segnalazioni da parte dei cittadini anche sui social, cresce l'allarme, cresce la preoccupazione. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza del comune di Nove, Marco Carlesso. Nove ancora presa di mira dai malviventi, dai ladri che hanno messo a segno dei furti in alcune abitazioni. Purtroppo sì, anche sabato si sono registrati altri furti, tentati furti. Però questa volta per fortuna con l'aiuto dei targa system le forze dell'ordine sembra che abbiano intercettato le auto usate per arrivare e per fare il colpo. Sono stati dunque individuati i mezzi dei ladri, poi che cosa è successo? Li avevano anche intercettati, solamente che poi sono riusciti a fuggire, infatti avevano abbandonato un'auto, però si sono dileguati a piedi e hanno preso un'altra auto che poi è stata ritrovata il giorno seguente verso Reggio Emilia. Senta Assessore, si diceva cresce la preoccupazione naturalmente dei cittadini, cresce l'allarme perché anche il suo comune, l'intero territorio bassanese davvero è sotto assedio in queste settimane. Purtroppo sì, infatti adesso stiamo valutando per vedere cosa fare per aiutare le forze dell'ordine proprio per questo. Già loro hanno fatto un grande sforzo perché da quello che ci risultano in questi giorni sono stati aumentati i controlli soprattutto nel periodo pomeriggio serale e adesso stiamo vedendo con loro come possiamo muoverci per aiutarli.
Grazie ai Targa System, si diceva, è stata individuata l'auto dei malviventi, sono attive anche le telecamere del sistema di videosorveglianza e ricordiamo che un paio di giorni fa è stato siglato in prefettura un accordo che darà modo alle forze dell'ordine di collegarsi direttamente con le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Questo ovviamente per facilitare la tempestività di intervento anche delle forze dell'ordine. Sì, questo è stato un grande passo avanti da parte, si ringrazia proprio la prefettura, perché per arrivare a questo accordo di mettere a disposizione delle forze dell'ordine tutta la parte di Targa System e videosorveglianza. Anche come Comune di Nove adesso l'impianto di videosorveglianza lo stanno ripristinando da quando era spento e speriamo che a giorni sia attivo al 100%. State ragionando anche però sull'organizzazione di controlli di vicinato, di ronde, Assessore? Sì, stiamo organizzando per la prossima settimana, faremo un incontro pubblico con la cittadinanza e il progetto sta andando avanti del controllo del vicinato, logicamente non sarà a breve termine, ma penso entrerà attivo al 100% per il prossimo anno. Il Natale si avvicina, è sempre un periodo particolarmente sensibile e delicato, siete preoccupati? C'è la preoccupazione, ma abbiamo già fatto richiesta per aumentare, diciamo, i controlli da parte di carabinieri e polizia locale. Restiamo nell'area del Bassanese con 2 bar chiusi in pochi giorni perché fornivano alcol a minorenni. L'assessore alla sicurezza Campagnolo avverte che l'amministrazione sarà inflessibile su questo argomento. Rischiamo la piaga sociale, avverte, scatta pure una polemica rovente con il comando dei vigili. Assessore Campagnolo, in pochi giorni 2 blitz delle forze dell'ordine per stroncare situazioni legate alla fornitura di alcol a minori in città. Qual è la situazione? Si è valutato con la Polizia di Stato, con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, di cominciare un percorso di verifica in vari punti della città perché su segnalazioni ripetute del responsabile del CERT si comincia a ragionare su una piaga che rischia di diventare una piaga sociale dell'alcol ai minori. Quindi in questi 2 locali che erano già stati in qualche modo attinti dall'attenzione delle forze dell'ordine si è trovata questa recidiva e quindi ben venga questa iniziativa, questi provvedimenti del Questore di Vicenza a chiudere questi 2 locali e in particolare il Bar Roma e la Pergola per 15 giorni. Se dovesse esserci un'ulteriore recidiva c'è il rischio della sospensione della licenza. Questo per dire che il commissariato ha tutta l'intenzione di insistere non solo nelle prossime festività ma anche a seguire, insistere nei controlli con l'ausilio naturalmente della polizia locale che in questa occasione ha dato buona prova di sé nel fornire supporto sul posto e nel costruire gli atti amministrativi e penali che avranno seguito successivamente. Questo vuol dire che la regia, chiamiamola politica, di una serie di controlli come questi è importantissima, deve partire dall'alto, deve partire da chi amministra in collaborazione con chi ha il polso dei problemi sociali, questa cosa. Avevamo già attivato un colloquio importante con la Polizia di Stato, col commissariato, anche come ho detto prima con le sollecitazioni del CERT che segnalavano questo rischio di piaga sociale. Sì, è vero che è importante colloquiare e attivare un programma di controlli sistematico come si è iniziato a fare. Sarebbe importante colloquiare anche con il comando della polizia locale, cosa che a vedere un po' quello che è successo forse non succede.
È chiaro che la polizia locale in questa occasione è mancata nel comunicare a me o al sindaco l'intenzione di questa iniziativa. È chiaro, noi non potevamo aspettarcelo dal commissariato. Diciamo che c'è stata una carenza di comunicazione che va sanata, perché è giusto che chi dà l'impulso iniziale, che è il sindaco di Bassano, deve essere informato preventivamente per potersi anche regolare di conseguenza. Questo riporta l'attenzione sul dibattito che sembra sopito, ma invece emerge come un magma fra Bassano e i dintorni, sulla necessità di avere una polizia locale completamente a disposizione, perché Bassano ha esigenze che gli altri paesi del circondario non hanno. Certamente i paesi del circondario hanno esigenze molto inferiori a quelle che possono essere in una città di oltre 42.000 abitanti, con un centro storico che conosciamo bene come centro di raccolta di giovani e meno giovani. Le piazze si riempiono e questo necessita appunto di avere una polizia locale che garantisca il controllo e soprattutto l'informazione. Se c'è una polizia locale a disposizione, è chiaro che sarà pienamente consapevole dell'esigenza di informare puntualmente l'amministrazione che gestisce la politica locale. E noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta e saluto subito il senatore Andrea Martella, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, senatore, io commenterei subito con lei una notizia uscita pochi minuti fa in ANSA relativa all'autonomia, con il capogruppo del Partito Democratico Francesco Boccia che annuncia nell'aula di Palazzo Madama la presentazione di una mozione affinché si rispetti la pronuncia della Corte Costituzionale in materia di autonomia differenziata. Vi leggo una veloce dichiarazione di Boccia. Dice: il ministro Roberto Calderoli sta continuando a fare intese con le regioni come se nulla fosse, senza rispettare quanto detto dalla consulta sulla legge per le autonomie. Pertanto, dice ancora Boccia, chiediamo che la nostra mozione venga calendarizzata qui in Senato al più presto, perché le decisioni della Corte Costituzionale vanno rispettate e l'azione Calderoli va stoppata. Ricordiamo la sentenza della consulta proprio che ha in qualche modo bocciato 7 materie che erano tra quelle richieste e tra l'altro proprio in queste ultime ore è stata sono state depositate le motivazioni per questa decisione della consulta. Questo provvedimento proprio del Partito Democratico, come dobbiamo leggerlo e che cosa potrebbe portare, senatore? Beh, siete proprio sul pezzo, devo dire, perché è proprio avvenuta questa iniziativa del Partito Democratico pochi minuti fa nell'Aula del Senato. Ma il discorso è molto semplice. Il governo ha combinato veramente un pasticcio, riducendo quella che poteva essere una cosa importante, seria in termini di efficienza per i nostri cittadini, ad una legge che ha farfalle da tutte le parti. La consulta alla Corte Costituzionale è intervenuta, ha detto che è illegittima costituzionalmente in più parti e assistiamo al fatto che il governo, per la verità solo gli esponenti della Lega, Calderoli e Zaia, poi partendo dal Veneto ne danno una versione minimalista. Non è successo niente, il Parlamento farà, il governo aggiusterà, proseguono le trattative. Questo non è vero, perché la sentenza della Corte Costituzionale interviene in un modo da rendere davvero inapplicabile quello che resta della legge, e così è stato chiesto. Guardate, fermatevi un secondo, riprendiamo seriamente a discutere di autonomia. È inutile che continuate con la propaganda a voler parlare di trattative in corso. Ci si ferma, tutti siamo chiamati a rispettare la sentenza della Corte Costituzionale e si ricominci seriamente a pensare ad un'autonomia che serve ai cittadini, non a questo pasticcio che infatti è stato smontato dalla Corte.
Questa mozione che cosa prevede e che conseguenze potrebbe avere proprio nell'iter? Beh, la nostra è una mozione che è un atto di indirizzo politico. Abbiamo chiesto che venga calendarizzata e quindi discussa, e la nostra posizione è di impegnare il governo a fermarsi nelle trattative o nei negoziati con le regioni su tutte le materie, anche quelle non LEP, e a riprendere la discussione in modo serio in Parlamento. Voi sapete anche che nel centrodestra ci sono molte divisioni su questo tema. C'è la Lega che continua ad andare avanti come se nulla fosse, un po' diciamo mistificando la realtà, le altre forze politiche, a cominciare da Forza Italia, che hanno molti dubbi e molte riserve. Quindi sarebbe davvero giusto che il governo si fermasse, che riprendesse una discussione in Parlamento. Credo che le divisioni siano talmente grandi all'interno del centrodestra che in realtà converrebbe anche a loro. E nelle motivazioni appunto della decisione della consulta, chiaramente una motivazioni molto corpose, quelle depositate, si fa riferimento ai LEP, e poi c'è un passaggio nel quale si dice: il popolo e la nazione sono unità non frammentabili, esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei popoli regionali che siano titolari di una porzione di sovranità. Verrebbe da dire che l'autonomia rischia di mettere in discussione, in crisi l'unità del Paese. Dobbiamo leggere così questa motivazione della consulta, senatore? Credo che la consulta volesse indicare che la nostra Costituzione prevede che ci siano le autonomie territoriali, all'articolo 5 lo prevede, ma prevede anche l'unità della nostra Repubblica. Con alcune delle scelte contenute nella legge Calderoli si rischia di mettere in discussione l'unità e la coesione nazionale, e quindi la consulta è intervenuta su questo. Ciò non significa che oggettivamente non esistano storie, culture anche diverse che vadano valorizzate, ma tutto questo deve avvenire nell'ambito dell'unità nazionale. In secondo luogo, voglio ricordare che la consulta è intervenuta negli aspetti che lei ha ricordato: il ruolo del Parlamento, i LEP, le risorse finanziarie, aspetti decisivi, ma c'è un altro aspetto veramente decisivo di cui voi avete dato conto tante volte, che io avevo sollevato per primo, devo dirlo, e cioè che ci sono alcune materie su cui non è possibile fare l'autonomia differenziata. Io avevo presentato su questo un disegno di legge costituzionale per dire: la scuola, l'energia, le grandi reti di trasporto e comunicazione, i porti, gli aeroporti, il commercio con l'estero, sono tutte questioni sulle quali ci vuole una dimensione nazionale, se non europea, e non sicuramente una scala regionale. La consulta ha detto chiaramente che su queste materie non si deve fare l'autonomia. Ecco, per me che l'avevo detto, questo è, come dire, l'avevo detto presentando anche un disegno di legge, e la conferma che l'autonomia è importante se serve ai cittadini, se semplifica le decisioni, se accorcia i tempi, ma non certo per creare degli staterelli che magari sono in competizione gli uni con gli altri e che non potrebbero garantire che in maniera seria si facciano delle politiche per i trasporti o per l'energia. Oppure pensiamo per la scuola. La scuola è stata un fattore di coesione nazionale, di unità del nostro paese. Non si possono certo pensare di avere 20 ordinamenti scolastici diversi. Mettiamo da parte l'autonomia, in questi giorni è diventata legge, in queste ore anche potremmo dire il decreto flussi, introduce alcune novità, oltre a determinare insomma il numero di stranieri che possono entrare, si determinano anche i paesi a rischio, sappiamo le polemiche che ci sono state, insomma si introducono alcune novità. Io quello che però vorrei chiederle, senatore, spesso noi qui ospitiamo imprenditori, rappresentanti di varie associazioni che
evidenziano la difficoltà a trovare personale e chiedono, si appellano al governo perché ci sia un decreto flussi tale da permettere loro di poter avere quella manodopera che viene a mancare. Questo decreto flussi risponde a questa esigenza? Direi proprio di no, perché è un decreto flussi tutto caratterizzato da una politica legata a contenere il fenomeno dell'emigrazione. Pensiamo alle questioni che hanno voluto affrontare con il centro in Albania. Insomma, è un decreto, vorrei dire così, che se la prende un po' con i poveri disgraziati, che ha questo piglio securitario e sanzionatorio che vuole sempre avere il governo, ma che in realtà non affronta né il problema dell'immigrazione clandestina in maniera efficace, né affronta un tema molto serio, cioè come favorire la migrazione regolare e come garantire quindi dei flussi migratori regolari che possono servire anche al tessuto produttivo della nostra regione per avere quella manodopera che oggi manca. Oggi le aziende ci dicono facciamo fatica a trovare personale. Ecco, io penso che i numeri che sono introdotti in questo decreto siano numeri del tutto minimi che non affronteranno un'esigenza che nel settore dell'impresa, del turismo e dell'agricoltura è un'esigenza sempre più forte che viene anche dalle nostre imprese, che giustamente dicono migrazione regolare, formazione, politiche per l'integrazione, politiche per la cittadinanza. È un tutt'uno, ma è un tutt'uno che questo centrodestra non è in grado di affrontare e che sicuramente non affronta con questo decreto. Il territorio viene poco ascoltato, cioè le esigenze del territorio, degli imprenditori non vengono presi in considerazione? Sì, e non solo direi rispetto a questo tema, non solo rispetto all'immigrazione, pensiamo anche a tutte le politiche che riguardano l'impresa. Le scelte dell'ultima legge di bilancio, quella che verrà approvata nelle prossime settimane in Parlamento, è una scelta che contiene è una legge che contiene scelte non positive per l'impresa, a cominciare dal taglio del fondo automotive, a cominciare dalla non semplificazione dei benefici che sono previsti con Transizione 5.0, a cominciare, come è stato sottolineato oggi dalla Presidente degli Industriali, dal fatto che non contiene un abbassamento dell'IRES. Insomma, è un governo che sul fronte flussi e sul fronte impresa non dà una mano alle imprese del Veneto, che rappresentano un'eccellenza e che dovrebbero essere sostenute. Pensiamo alle politiche per l'energia e quindi non dà una mano, così come non lo fa nemmeno la nostra regione, alle nostre imprese ad affrontare la transizione ecologica, quella digitale e soprattutto a continuare ad essere forti e competitivi nei mercati internazionali. Ecco, allora a proposito di aiutare le imprese, il ministro dell'impresa del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto sostegno, anche questa è una notizia proprio di queste ultime ore, sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle piccole e medie imprese, che prevede un regime di agevolazioni concesse sotto forma di contributo in conto impianti per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari, fotovoltaici, mini eolici, insomma diciamo così un contributo per aiutare le aziende in questo passaggio quanto mai necessario, dettato, insomma, lo sappiamo, dalle politiche anche europee. Questo può essere un piccolo passo? Sì, non ho visto il provvedimento, quindi non sono in grado di giudicare nel merito precisamente che cosa preveda. Certo, questo è un tema assolutamente all'ordine del giorno, il costo dell'energia, e noi stessi qualche giorno fa, vi ricorderete, abbiamo presentato un patto per la crescita del Veneto con alcune politiche rivolte alle imprese, e uno di questi dei punti rilevanti è proprio questo, prevedendo contributi a fondo perduto e benefici fiscali di vario genere alle imprese che investano
in autoproduzione di energia, e noi ci abbiamo aggiunto anche le comunità energetiche. Quindi vedremo il provvedimento, e sono proposte che noi abbiamo fatto e che, se realizzate in maniera efficace, possono dare una mano alle imprese della nostra regione. Ultimissimo tema che sappiamo starle molto a cuore è quello del consumo di suolo, perché c'è un rapporto ISPRA che dice che nel 2023 in Veneto sono stati utilizzati 609 ettari di terreno verde, numero che posiziona la nostra regione dietro ad Emilia Romagna e Lombardia. Sì, è un primato che non ci deve far piacere. La nostra regione ha un consumo del suolo altissimo. Purtroppo la legge del 2017 fatta dalla Regione Veneto non è efficace e non è stata in grado di affrontare con delle politiche serie il fatto che non si procedesse con il consumo di suolo, anzi molte volte è stata aggirata. Sappiamo che consumare il suolo significa costruire, significa rendere più difficile la difesa del nostro territorio, la sua sicurezza idrogeologica, e quindi è un'emergenza assoluta, ci vuole una nuova legge, è necessario contrastare la crisi climatica con interventi che hanno anche a che fare con il rispetto dell'ambiente, ovviamente, e del nostro ambiente, e evitando il consumo del suolo, e anche questo un tema che abbiamo messo al centro delle politiche del Partito Democratico con un piano che abbiamo presentato che si chiama Curiamo il Veneto e che va proprio nel senso di stabilire delle azioni efficaci per la sostenibilità ambientale, per contrastare la crisi climatica, per contrastare il consumo del suolo e per contrastare il dissesto idrogeologico. Ecco, è una necessaria programmazione che ha a che fare con la qualità della vita della nostra regione e con la salute dei nostri cittadini. Grazie al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, grazie davvero, naturalmente buon lavoro, torneremo ad aggiornarci. Grazie ancora, buon giovedì senatore. Grazie a voi. Grazie. A presto, buon lavoro. Grazie davvero al senatore Andrea Martella. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e poi torneremo, parleremo di turismo, di Natale. A tra poco. Rieccoci in diretta, intravedete già che non sono più da sola, quindi presento già, grazie davvero all'assessore Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura e al turismo del comune di Treviso, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Tra pochissimo parleremo di Natale con le tantissime iniziative a Treviso, pronta ad accogliere i turisti, e già c'è stato un primo assaggio nel fine settimana, anche complice l'accensione dell'albero di Natale, l'inaugurazione del villaggio di Natale in Piazza Rinaldi, insomma il Natale sta entrando, sta scaldando i motori e appunto la risposta dei trevigiani e non solo è stata davvero molto forte. Ma vado subito a Venezia dalla nostra Ilaria Marchiori che ci parla in qualche modo di turismo, consumo del suolo. Insomma, Ilaria, raccontaci dove sei innanzitutto. Sì, buongiorno Francesca, il tuo ospite e ai nostri telespettatori. Infatti continuiamo a parlare di turismo, anche se in maniera differente rispetto a quello di cui parlerete a breve, perché ci sono delle novità per quanto riguarda gli ospiti delle locazioni turistiche e soprattutto i proprietari delle locazioni turistiche. Proprio alcuni giorni fa il prefetto d'Arcopellos ha inviato una lettera ai 44 sindaci della città metropolitana dicendo che secondo una disposizione del Ministero d'ora in poi gli ospiti delle locazioni turistiche dovranno essere riconosciuti, questo per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, anche per riconoscere le persone che alloggiano eventualmente possono essere pericolose o legate a organizzazioni criminali o terroristiche. Perché si specifica questo? Perché sono sempre di più le locazioni turistiche che usufruiscono delle ormai famosissime e anche molto discusse key box. Che cosa significa? Che chi arriva imposta
un codice o per poi ritirare la chiave senza incontrarsi con chi affitta la locazione. Quindi affittuario e ospite della struttura non si incontrano. Vi faccio vedere, noi ora ci troviamo a Venezia e vi faccio vedere quante ce ne sono. Partiamo, qui c'è anche un lucchetto proprio per garantire insomma la sicurezza, ma vi faccio vedere velocemente come funziona. Ecco, qui c'è una tastierina e l'ospite che arriva inserisce il codice che gli è stato fornito via mail dal proprietario. Una volta all'interno della struttura, nel frattempo io sto facendo qualche metro, ora capirete perché, ritira la sua chiave in modo poi da potersi spostare nei giorni in cui soggiorna in città, e una volta terminata la sua vacanza, il suo soggiorno, riporrà la chiave. Vi faccio vedere all'interno di questa cassetta, vedete? Proprio come la cassettina della posta, insomma ormai la conosciamo un po' tutti, e dopodiché termina il suo soggiorno. Io ho camminato per farvi vedere che in pochissimi metri abbiamo trovato già un'altra struttura, un'altra locazione turistica con un'altra tastierina, perché ce ne sono davvero tantissime. Questo in qualche modo garantirà sì maggiore sicurezza, ma mette in difficoltà gli affittuari delle locazioni turistiche, proprio perché a questo punto per poter affittare la struttura, la camera, quello che ha, dovranno essere in loco e quindi incontrarsi e perdere il loro tempo proprio per accogliere l'ospite, che potrebbe essere anche un arrivo che riguarda più volte al giorno, quindi anche 3-4 ospiti e anche di più che possono arrivare in una giornata. Dunque ci saranno le polemiche, sentiremo ovviamente anche la voce del comune e continueremo a seguire questa vicenda che sta tenendo banco ormai da molto tempo. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, e grazie anche per averci spiegato in modo molto preciso, proprio visivamente parlando, come il tutto avviene. Un po' tutti avremo insomma usufruito di questo servizio, chiaramente ora questo comporterà una riorganizzazione proprio per gli affittuari. E allora torniamo a parlare, anzi iniziamo a parlare con l'assessore De Gregorio. C'è stato già un assaggio, assessore, l'inaugurazione del villaggio di Natale in Piazza Rinaldi, che poi è la grande novità di quest'anno, e l'accensione dell'albero di Natale, invece questa è la tradizione che si ripete, e appunto questo boom di presenze nel fine settimana in città. È già un assaggio di un Natale che si annuncia pieno di eventi per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Perfetto, allora innanzitutto di nuovo un saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Sì, è una sintesi perfetta quella che ha fatto, nel senso che Treviso in questi giorni è veramente stata presa d'assalto in maniera positiva, ovviamente dai turisti, dai visitatori, un fenomeno che già era di tendenza, perché già in dall'ultima estate, primavera-estate, c'è stato un flusso enorme nella nostra città di turisti, e il Natale appunto si prevede che ci sia assolutamente un grande numero di visitatori. E diciamo che il Natale è iniziato con il primo evento il 23 di novembre con l'inaugurazione della loggia, dove si sono esibiti dei bambini delle scuole. Già lì si vedeva insomma una partecipazione notevole di pubblico, e poi il primo di dicembre con l'accensione dell'albero, un albero straordinario donato dal comune di Brunico, e che quest'anno è stato veramente addobbato con delle micro luci che fanno un effetto veramente molto bello. L'inaugurazione dell'albero che era stata preceduta il 30 di novembre dall'inaugurazione di Piazza Rinaldi, che, come giustamente è stato detto, è una novità quest'anno, in quanto è un villaggio di Natale, e sembra di essere veramente in un villaggio di montagna di Natale, perché quello che veramente ho riflettuto è che il Natale qui a Treviso è non solo di iniziativa, ma è anche sensoriale, perché ci sono dei profumi e degli odori che sono tipici del Natale. Ad esempio in Piazza Rinaldi ci sono questi pini che emanano questo profumo che è meraviglioso, il profumo del vin brûlé, cioè è veramente un'atmosfera calda, piacevole, magica.
No, veramente magica. Si sente tanto parlare quest'anno di difficoltà, di crisi, Natale sottotono, ma Treviso è in controtendenza, cioè si cerca comunque di regalare ai turisti e ai trevigiani un Natale ricco, poi entreremo proprio anche nel merito delle tante iniziative, ricco di eventi, anche grazie poi al supporto dei commercianti. Proprio qualche giorno fa il sindaco Conte ha fatto un post mostrando le vetrine dei commercianti di Treviso, per cui insomma mostrando quanto ci sia questa collaborazione tra pubblico e privato per regalare un Natale proprio di magia a tutti gli effetti, nonostante le difficoltà che inevitabilmente insomma tutti conosciamo. La ringrazio di questa osservazione, perché è giusto far sapere anche come le cose accadono, nel senso che effettivamente i fondi a disposizione quest'anno erano inferiori, però nulla è stato tolto, nulla manca, proprio perché c'è stata una forte collaborazione tra il pubblico e il privato. I commercianti sono stati veramente dei partner straordinari che si sono fatti carico, diciamo, per andare a, in un certo senso, a compensare quella parte che effettivamente l'amministrazione di cui era in difficoltà. Certo. E quindi è veramente, non è solo il Natale così degli eventi creati solo per un aspetto ludico, ma è anche proprio veramente una prova di grande collaborazione tra pubblico e privato. Le vetrine, cioè il piacere di far anche vedere il proprio lavoro, il proprio impegno nell'ambito di una comunità, e questo lo si vede, lo si nota, lo si sente, e quindi credo veramente che siano degli esperimenti molto molto importanti. Poi ricordiamo che in città ci sono ancora le riprese dell'ultimo film, certo. Cioè, Treviso sta diventando veramente una città appetibile sotto molti aspetti, anche il fatto di essere, come già per 3 produzioni in questo ultimo periodo, un set ideale, significa proprio che è una città che ha anche i servizi, e per questo quindi mi aggancio al discorso del pubblico e privato, perché una produzione cinematografica sceglie sicuramente il paesaggio, le location, la città, ma sceglie anche quello che il fatto di avere un territorio, una città, dei servizi facili, cioè hanno bisogno di avere una situazione di facilità, di facilitazione, e questo effettivamente Treviso lo offre. Io ricordo che anni fa si parlava di Treviso come meta di passaggio, no? Cioè si arrivava a Treviso e poi si andava a Venezia, si andava a Padova, cioè ora è diventata una meta, è diventata attrattiva sotto tanti punti di vista, lo è diventata anche proprio come set cinematografico, e quindi immagino che voi puntiate ad un turismo in continua crescita da qui al futuro, e mi aggancio alla domanda successiva che vorrei farle. C'è il timore in futuro di dover affrontare il tema che le grandi città stanno affrontando dell'overbooking, cioè di gestire un turismo di massa che arriva con le conseguenze che poi insomma inevitabilmente porta con sé? Allora, è vero che Treviso da città di passaggio, diciamo, che poteva essere conosciuta perché incidentalmente, esatto, scendendo in aereo a Treviso piuttosto che a Venezia, o venendo a dormire a Treviso perché magari gli alberghi di Venezia o della terraferma erano pieni, si è passati invece ad un turismo di consapevolezza, cioè un turismo che è diventato, cioè Treviso è diventata meta, è diventata destinazione, e questo ci si rende conto sempre, perché sono tantissime i gruppi, le visite guidate, i turisti che arrivano anche dalle zone vicine con la bicicletta e che si fermano qui. Io credo che, dire se c'è questo pericolo, il pericolo potrebbe esserci, ma io credo che la città stessa sia una città che non si offre come la città una città da essere sfruttata, ma è una città che invece offre un turismo diverso, un turismo più intimo, ecco, dovuto sia da tutta una serie di caratteristiche che ha la città. L'aspetto paesaggistico, col fiume che le attraversa, questi angoli, questi scorci, che sembrano quasi delle quinte di teatro, e che invece è la sua naturalezza, la sua bellezza.
E poi c'è tutto l'aspetto dell'accoglienza, dell'ospitalità, del mangiare bene, di avere delle offerte culturali di grande spessore. Insomma, il nostro museo, i nostri 2 musei sono veramente molto importanti. Ricordo adesso che c'è al Bailo, al Museo Bailo, una straordinaria mostra sul design trevigiano, sull'architettura trevigiana, laddove capisci che il tessuto culturale della città è veramente importante, ha avuto dei padri fondatori veramente straordinari. Che continuano a tramandare. E che continuano attraverso le generazioni dei figli. Infatti all'inaugurazione è stata molto toccante questo, che questi grandi dell'architettura, del design, si sono formati con dei grandissimi architetti e hanno tramandato ai figli che continuano. Quindi è veramente una città che in maniera, diciamo, forse, non dico umile, ma molto attenta a quello che è l'aspetto del lavoro, crea delle grandi opportunità. Allora, Assessore, ci racconti un po' che cosa prevede il menù natalizio a Treviso? Il menù natalizio è un menù veramente che parte da un antipasto e arriva ad un dolce, anche di più, perché c'è un po' di tutto, è adatto a tutti, è adatto ai bambini, partendo da quelle che sono le attività della biblioteca Brat, che quest'anno a Natale ha preparato proprio un programma personalizzato per i bambini, con racconti, con letture, con spettacoli e con l'accensione dell'albero che avverrà il 15 di dicembre, quindi poi con la cioccolata che verrà offerta dagli alpini ai bambini. Poi abbiamo le attività che sono diffuse nella città, nei luoghi della città, quindi anche le meravigliose proiezioni nei palazzi attorno a Piazza Rinaldi rendono veramente una suggestione incredibile, così come l'albero, abbiamo detto, la giostra, che è una giostra ormai di tradizione, una giostra tradizionale, quella proprio la vera giostra dei cavalli, che insomma, è nella memoria un po' collettiva della giostra, la pista di patinaggio, quindi una città che in maniera diffusa offre a livello cittadino, proprio urbano, gli spettacoli. E poi ovviamente gli spettacoli che sono quelli nei teatri, ad esempio ricordiamo che ci sarà il classico concerto di Natale il giorno 20 al Teatro Comunale e il concerto di Capodanno il 1° di gennaio, e poi molte altre cose. Molto interessante ed è una novità quest'anno l'inserimento attorno alla Via dei Presepi, che è questo itinerario che si snoda nella città per insomma, dare la possibilità di visitare i presepi che sono nelle chiese cittadine. E poi altri presepi, quello a cura di alcuni gruppi dei Vigili del Fuoco, piuttosto che del gruppo folcloristico trevigiano, eccetera, ma ci sarà la possibilità di visitare un percorso all'interno del Museo di Santa Caterina, un percorso sulle natività che verranno raccontate attraverso alcune opere che sono del museo, quindi delle visite guidate appositamente, e quindi anche questa è una novità che insomma, riteniamo sia importante per poter, partendo da questo, far conoscere a chi già non lo conosce i nostri musei con le nostre collezioni. Insomma, è un programma che si arricchisce di anno in anno. Sì. Con un grande lavoro, Assessore, un lavoro che non possiamo già dire archiviato il Natale, però insomma il programma è ben definito. Vi state già proiettando alla prossima stagione, al 2025, anzi mi spingo oltre, Assessore, perché noi siamo sempre oltre. Vi state che già proiettando al 2026 per le Olimpiadi? Beh, certo. Tra l'altro le chiedo se ci siete rimasti male, che Treviso non è una delle province che vengono toccate come meta proprio del passaggio della fiaccola olimpica. C'è stato un po' di malessere tra gli imprenditori dello Sport System. Vi chiedo se voi come amministrazione avreste insomma sarebbe sempre stato una cosa piacevole, anche perché insomma, la città
non è molto lontana, ecco. Però noi siamo ugualmente, partecipiamo ugualmente, insomma, a questa grande opportunità che il nostro territorio, la nostra regione saprà e dovrà cogliere dalle Olimpiadi. E che dire il prossimo anno? Beh, allora noi credo che, insomma, la cosa un po' che caratterizza tutta la squadra della cultura è quella di non fermarsi, di andare avanti, di cercare sempre degli stimoli e soprattutto delle anche proposte culturali che possono essere, diciamo, allettanti e anche interessanti. Allora, come avevamo già anticipato, abbiamo sottoscritto questo accordo con l'Università Ca' Foscari di Venezia, con il Dipartimento di Marketing, per poter insieme studiare un piano strategico per il turismo e la cultura, perché la quantità di eventi ci sono tantissimi, necessitano, ma per una migliore comunicazione e anche per una migliore programmazione, di essere un po' sistematizzati in una logica che già naturalmente c'è, ma che insomma, credo sia giusto e opportuno andarla a proprio sistematizzare. E poi, diciamo, il ciclo delle grandi mostre. Noi abbiamo avuto l'esperienza nel 2024 di questa straordinaria mostra di Donna in Scena, che ha dato molta soddisfazione sia in termini di pubblico che anche di qualità, e quindi noi sicuramente continueremo con la programmazione. Ancora non posso dire nulla perché siamo in fase di, diciamo, studio, perché insomma anche il nostro direttore, il dottor Malachin, che è lui praticamente, insomma, che ha curato la mostra Donne in Scena, insomma, stiamo elaborando altre cose, e quindi le solite nostre mostre che cercheremo di tematizzare partendo dalle collezioni dei nostri musei e sicuramente prevedendone una che possa anche estendersi al 2026, perché insomma non possiamo certo perdere come città l'opportunità di avere quel turismo indotto anche dalle Olimpiadi. Assolutamente sì. Abbiamo parlato del presente con il Natale, del futuro, e facciamo un bilancio di quest'anno. Assessore, che anno è stato per lei, tra l'altro, insomma, che ha preso in mano questo assessorato sempre più importante, l'abbiamo capito, che ha sempre più un peso fondamentale all'interno della città di Treviso. Che anno è stato per lei, anche umanamente parlando? Sì, allora sicuramente l'assessorato alla cultura è uno degli assessorati sui quali il sindaco Mario Conte punta, ma punta proprio perché la cultura è un po' il terreno dove molte relazioni si possono stringere, quindi è un po' quel terreno dove ci stanno dentro tante cose, ci sta dentro le attività produttive, il turismo, la scuola, cioè voglio dire, e quindi è un settore che trasversalmente può essere di supporto anche agli altri assessorati. Allora, il mio primo anno è proprio in questi giorni, perché sì, il sindaco Mario Conte mi ha presentato il 19 dicembre, me lo ricordo. Quindi è l'anniversario di questo mio primo anno. Positivo, positivissimo. È un'esperienza veramente molto interessante e anche molto appagante dal punto di vista personale. Ovviamente insomma, per me è stata una cosa del tutto nuova e quindi insomma, ho dovuto avere il tempo proprio fisico e anche, diciamo, tempo necessario per potermi ambientare, ma più che ambientare per poter capire un po' le dinamiche. Ecco. Quindi, che dire, sono sicura che è stato un anno in crescita rispetto al 2023, ma non per mia, diciamo, esclusiva capacità, perché tutti hanno lavorato bene anche negli anni precedenti, ma perché
molto probabilmente quella spinta che si era incominciata a dare sta portando i suoi frutti. Ecco. Quindi sicuramente c'è stato un incremento, ad esempio nel nostro teatro. Il teatro ha avuto un incremento in termini di abbonamenti molto molto interessante e questo per noi è un fiore all'occhiello, perché la tradizione lirica della città di Treviso e concertistica della musica, quindi della cultura musicale un po' in senso più lato, è ovviamente nota ed è giusto che venga valorizzata. Essendo il nostro, ci sono 2 teatri di tradizione nella nostra regione e uno di questi è Treviso, quindi è un'eredità che abbiamo e che dobbiamo assolutamente averne la consapevolezza e di fare di tutto per poterlo continuare a sostenere. Ma vedo che anche la cittadinanza, la comunità lo sta capendo e che quindi questo numero crescente di abbonamenti ci conferma che la strada, anche come proposta dal punto di vista artistico, è una strada giusta, quindi sono scelte che il pubblico condivide e ammira e apprezza. Scelte vincenti che continueranno ad essere portate avanti. Grazie davvero all'assessore alla cultura e turismo del Comune di Treviso, Maria Teresa De Gregorio. Le strappo una promessa di averla qui con noi appena ci sarà il programma, anche per annunciare le novità della stagione Assolutamente culturale. Sì, sempre con grandissimo piacere. Grazie, è anche nostro il piacere di averla con noi. Siamo in chiusura, ringrazio Tony Esposito, Alberto Pivetta in regia. Io vi lascio al documentario Borgo Italia e poi al film Gli occhi del delitto, prima la sigla e il meteo. Grazie ancora, buon pomeriggio a tutti, grazie ancora Assessore. Grazie a voi.